e mi metteva lì perché a me mi dispiace a mandare a monta. Perché sono avanti a stare ferie, che loro. Pino, hai tirato a palme. Questa è la Bernadette. Io no. Sì, sì. Io ho troppo stretto. Sta ferma, ecco. No? Ecco. Fiore metto lì perché alla sguardi. Il signore la sguardi. Caletti in monte che torni in sana come cavallo. Signor Soprindisci, tornare sana si salva. Sì. Dos, tre. Anni con Dio. Molla.
Ma non è finita, al mante ci un toc, e il toc di Monte Croce via, che è un po' di terrore. Non sono mai stato sul camion. Se paravano il muro di davanti con la croce, il muro là la croce, la vacca se lava, la passavano là. Se volava la vacca, parava la vacca senza il muro, non lava. Ne venuti a predis, un a scongiurare, e dopo la spaccava la gamba, che spredi. Però, allora che comunque stava qui, io un vecchio, avevano 15 vacche, andava sempre i mondi e contava se non paravano il muro di davanti, e il muro aveva la croce, allora c'era la vacca, e no, la vacca non lava. Vuol indicare che io devo sempre. Una volta dopo un mese che si era entrati, veniva il parone a pesare le vacche, pesavano vacche per vacche, no? E da ora il latte che aveva la vacca pagavano. Teneva una quota per il parone che era fisso, no? Avevano 3 kg per vacca e dopo erano 5. 5 kg di latte era il parone, ci era di poi, dal malghese che caricava la monte. Ci era di poi era il proprietario della vacca, e davano. Se la vacca non arrivava, il parone veniva a giuntare, no? Pagare la erba, dicevano. Dai, giù, lì, piccio, dai, subito, lì, dai, poni, dai, piccio, dai, giù, Chi si sotto, le tagaret, glauper, che l'hai chiamata, si più dopo è stato di frutti, è stato in fleum, si può essere.
un Antonio Sorghidi, i bei votagno, che era come una galucciuta con mio barba fra i pare, che l'aveva che laudalo, allora alla rimane il frutto e dice, mio barba, mio pare, che mi ora fa ciuccio. Era il pastore, ma che lei l'aveva con la svacchia, molgevi, che era il fruttino, attaccato in montagna, molge. E tutta man. E veniva anche ai crux, mi dice, la leva che fruttino c'è col molge, sì. In galoccia, sì. Disegno e sei dut lau che trava. Ecco, se ci avessi in cima qualche ettaro furvia non saremmo di male, però i comprei un po' fendi, comprei un 2-3 carrelloni salanghe, ecco, ci arrivi di farlo. Il più possibile ogni anno se ne è tanto di più. Quindi Là che si può. A recupero dei prati, sì, sì. Quindi anche la svacchia a mangi pressoché non è fente. Sì. E quindi un buon base a 4 di mangime o proprio non urdaismo? Poche noi, solo per integrazione al parto. Lì si squenda perché se no chiaramente non si può sfruttare uno e non dei due, ecco, di integratore. Però noi lo facciamo in base alla foraggio che viene. Cioè viene l'alimentare rischi che non si vengono, si fanno la sproporzione, si muti non si fa che noi vi facciamo buon all'altro. Che la lei permette anche un risparmio e un buon formato chiaramente. Per infine sarebbe la cultura, che che tu si fai. fa il primo il mese di giugno. Esatto. Dopo invece il secondo lei Il secondo sarebbe l'urtiol, che si fa di solito che si lo fa se si arriva a farlo, da una stagione, perché viene sempre tardi. perché si in su. E si in su e dopo il mese di giugno ti piove sempre e non si arriva a fare il printai bene, tu vai a finirlo anche in agosto il printai, qua che sarebbe attaccare il secondo. Che ha un colore più scuro, l'ortiol. Molto non è perché noi stiamo nella stagione di farlo, ma di solito non si lo fa mai, perché le mars, che l'ange le spinas.
c'è un plagio di pulca. E staresti sull'ortiol. Allora, mangeresti in ortiol o anche calchi. Calchi è un po' più magri. Tu lo fai solo sull'alto. Però calchi tu lo dai in qualche modo una volta alle dan e si magri e ottengono su il corpo. Calchi una volta lo droppavano, che tu puoi dropparlo anche per tagliare il ballone. Tu lo chiappas e tu dai su una gamba, così. Una volta che avevano il tocco su stai, facevano i quadri su un calchi. Il ramping dal droppavano tas medes, o dal top dal fin. Tu vas dentro e tu tiri fuori. Che zone qui si arriva a malapena a fare l'ultimo, perché siamo in una zona alta, 1200 metri, e all'edificio arriva a secchiare, il secondo anno, sono ridotto con la stagione che sono come, che sono stagioni o col plov simpi o col brucia, sì. Perché l'ultimo per noi ha richiesto 3 giorni di sorelle, perché si secchi, non è come la cultura. Che in 2 sorelle, sai bene pengia tu lo fa. L'ultimo la richiede caldo. Mi pensi 20 anni fa, quando venivi sui prenziazzi o d'agnon per fare fin, si siava un tocco in di, però scaldava, l'estate era estate. Che è l'ultimo fan? Sì, l'ultimo dai, sì. E si chiama? L'ultimo. Boh, volendo dopo in ottobre si fa anche i 14 giorni si tierci. Muiarta. Quando ti mangiare lo corastiello, lo spandin, facendo il cavoi, lo spandin, lo girin, lo tornino a fare il cavolo finché lo è secco. E quando è secco facendo la reppa. La sraudas, facendo la reppa, si la stringe e dopo si chiappa sul chiaffo e si va su stale. Noi vin la reppa dal fin, dopo sono 4 matches, si la tira dal prato, si mezz'ora, dopo si la tira con la quarta e si la chiappa su paschena così, si va su stale. E lì il feno resta. E lì resta, che in autunno, quando si viene di monte, che si la sciera dal passon e che si la sreccia. Provate a contare come si fa una media. E si mette un medeli, che noi diciamo medeli, con questa, una stagna dritta dritta. Spicciata da pizza, la paradetta dal terreno, fissa, che non rimplopà, e dopo si butta su, una butta su e una slargia, al balina slargia, finché si arriva insomma, si la sciera così, e vengono tutti i colazzi, e lì adora tutto l'inviere, in che volente. Sì. Ma facesse anche momento? No, come no, perché come sono stai, che nessuno fa spegno, allora non deve stare, voi, si io butta su stare. Si tacca chi do il mese di giugno a si te al printai, che è una famiglia cultura il printai, no? E si lo fa, come quindi, voi sono macchinari, e dopo 2 mesi, torna su Calati, l'antiul, fate se contai, e si va avanti. Facesse 2 tagli. 2 tagli che sono, rimase a fare molti e là che è comoda, che è vicino, là che è il prato, con cimas, venga ascoltati, venga a rendi, no? Se no 2. Ma una volta andava a Pasariba, a Pasmonschi, partiva anche, beh, so di meno, ma so di mio parlava tutta che smonda su che la mondi gas, i 90 senche, se acqua, e dopo un'ora anche che i biarvetti sul fascio, sul chiafo, portavo su stali, camminavo per i boschi, per Chiantona, che... E una volta, corrensi sulla miseria, no? Una volta lavano la pura in Pasmalgas, a teatro, in fare i claps, vi dite così, per fare... Una volta Ducci arriva di Fano, serveva magari un far di fendi pui, lo avevano su stare di pui, tutto un giro di interessi, perché la miseria portava erano i praschi, io mi penso, tutto usato, tutte le sbenga, era un spettacolo, via lioni, via tutto. Invece voi si ridotto che viene il bosco, sulla porta di casa, perché nessuno si è tutto maldere, tutto deserto, tutto le brutte ore, brutto, no. Noi è una roba bella, no.
Un saluto al Sotan e al Sorestan e al Blevan e a tutti che non ascoltano in Uzbekistan. Brave davai, lau che vinai, un buon partito non si piante mai, con questo il rebus, i verdi, la sigla di Uzbekistan, e un anno politicamente di cambiamento. Domani scuse alla platea per chi te vuole, tutti i glotie, ma che sbalzo di clima repentino. Si vierte un nuovo capitolo delle storie di queste piccole comunità, dove che trave e varrà un peso fondamentale. Queste genuine che le dicono. Lì, Fede? No. Che era adesso qua? Dal bombo? Non so se calare dentro qui. Tutta per la vita. Manuel, Miguel, Manu, torna a casa Jackie! No, non tanto bene la vita di città! Alle tornate, dal tanta mat, in tanta roba si impegnata! È un punto di riferimento per le nostre comunità! Emanuele! L'analcolico biondo fa impazzire il mondo! E Caleti, Caleti! In onor, chi stessi giuline, Caleti, in onor! Caleti, Caleti! Vai. Non si aspetta Troppo. 10-30 minuti. Un moment.
dopo insieme a questo. Poi io riformare non so. C'è pasta con lenci, Che senti tu? La caglata, se la salsa è morbida, se è dura. E già di lì tu capisci dopo? C'è molto da formare. C'è molto che si è riscaldato, c'è molto che si è riscaldato. Per purgarlo, no? Poi dice purgare, per formare l'erba, per purgare di pui. Cioè se le più grassa, mangiare più grasso, anche non so, sono tutti isolati. Sì, ho detto che l'erba è grassa. E c'è fasi tu per purgarlo? Sì, un mascella di pui. Ah, tu non la gira di pui, sì. Un giro di pui. Dopo si dà un 10 gradi, un grado più di temperatura, perché non muore di calciatura. Ma è fuori, poi ci può formare. E per temperatura. Sì, nesta banda scura, io faccio la barba, il pare, le lagna, le due. Dopo le altre bande si mescellano, schialdano, quasi che la venita ronta. Allora possiamo la gomma, la entra già attorno. Allora la picci con un piede come lui e la respiriamo. La respirava fa formare, allora si dai uomini la mano e dopo si è imparato. Così sei vicino alla verità. La mano. E grazie. No, così come la pronta, formare le frugate, no, spomolare, lasciare così le pone e dopo si uliava. Formare qua che si stacca dalle mani, vendolci, mangiare chi a un mese, no, si sgola dalle mani, si purga i pui e tutto si mangiava tutto invece. Un maio schia un mese, 2 mesi, 1 mese e mezzo. Timpals, stelas. Tira fuori la pièce intera. Io dopo. Ma incorcia, no? Invece di tirare fuori giù con le mani, si toglie che tela lì. La stecca, lo stecca. Se c'è balonga la fa, allora si congiuna le mani. Io questa gamba se uso, sì, lo so. Ci dice questo balonga. Se lo taglia, E come ti fai 2 balas? muove in giù. Ma tu non stai a te invece. In giù. Questo è il mio scudo. Tutte le cose ora. Il vecchio. Come si fa?
Oh, quando vieni? C'è un'ora, non lo vedo poi. Volta e dopo via Tassalina. Anni fa avevano una latteriutta Werpali di casa Stalon di quei Thomas. Era una latteria tornaria, ognuno faceva il solo, si lo portava lì, no? Chi duci ragni a fa formare in questa zona, chi si rifruzzano, si più fatte, imparano, e si facevano il solo. E oggi di mio pare, che era il frutto, come si va da un frutto, e dopo è stato malga, sfedare, svecchio, al di un, al di che lati, si acciri di roba al mestiere come si è voluto, imparare come che fa, e sono chi mestiere, sono chi lavora. È stata là, è stata lì vicino. Ecco, qualche là questa latteria faceva il fedare. Quando è attaccata a fare il fedare? Io avrei avuto 15-16 anni. E cosa ha insegnato? Mio padre che lo faceva prima. Nasciuto e cresciuto sempre di che pianta e di che mestiere. Dopo io ho cominciato con la di lauco a lavorare. Dopo che di trava, di tavai, di telenias e vinai, ho cominciato a mangiare formati di lauco. Dall'ultimo più, invece di fare 11 spese sulla lauco, quindi mi facevi 30, perché mi portava a trava, vinai, telenias, chiaviang, mi portavo io tutti lì. Di che era una selleria grande, se facevi. Lo mettevo al circo lì, il stock, ma non ne avevo più una specie. E quando era in chiaro, aveva il suo stampo, e c'è l'inglese poi si lucola calda sera, no? La mattina, tra la sera e la mattina fa la bruma, la panna, no? Sul gras per ore. Che viene fuori il gras ben, che sarebbe questa bruma, per fare la spongia. E i buttini in latte cialderia. Calda mattina va tutti i denti freschi. Molto denti da cialderia diretto così, no? Che alta. Si lo scialda a 30 gradi. Oppure 35, 37, che sono cazzi, la banda da 100 lì. E se lo lascia a mezz'ora, si mette il cale, se lo lascia a mezz'ora, 40 minuti, cacagoli, si mette in questa sostanza che scade, che è apposta per farlo cagolare, per farlo... Tutto la chitarra si lo rompe, la chitarra, la lira, la mara per italiana. Si lo rompe, ha un sapore, no? Para al minuto, fare come risi. Dopo si lo lascia calvare un momento che il ponse, si lascia un momento che il ponse, si lo torna a chiappare su, si lo torna a macerare, e quando il fedale gli otto, che le suiate, che le purgate, lo para via sopra il fuoco, lo torna a scaldare a 40-45 gradi. E quando è scaldato, lo torna a macerare. In pratica la rivedi quando le ore di avanti si sotto, i granuluzzi dell'aria si come risi, due rutto, no?
tu lo lasci là, si ripone, con la tela si lo chiama fuori, si lo mette in talz, sul tabio, si lo chiama un solo che latte, si mette il pesca, cliccia fuori il circa, si spurga fuori. Dopo il sir viene tornato a parare sopra il fuoco, che viene fatta la squetta, fatta bolle il sir. Lì invece mette cale, lì che noi mettiamo in farsiccia, che sarebbe sir acido, per fare la squetta. Invece come usano, metti che sale canale, che sale citrico, che roba lì, che è una sostanza, una chimica di questa per far cavolare la squetta. E dico, la squetta, dopo la chiaccia della squetta, si la diava, si la mette in sax, si lascia sgottare. Con la magna che fresca, che buone, blanche, o se no si la chiama e dopo si la mette a fumare, si la sala prima, si la mette a fumare, la ricotta fumicata, la squetta fumata. Il sir, no, che sulla maggior parte in due porciz, si dà i porciz che si occupa dopo via Barinvier per noi, che per qualcuno si domanda, così. Agno. Chi è poi di Sanar? Però la foglia di coccolare, me la sotto, a si suo, a dici che si suo non svacchi. Prima si dà le carte, farina, che miscuglio, che sono come miscela. E dopo si dà 4 femmine del primo time. E dopo si dà il secondo time, per ultimo. E non stava su stale lì, quindi portarlo in 3-4 stati. Il marzo di una banda, l'ortiglio che altra, e dopo l'inverno portarlo d'ogni. Come facevi a portarlo d'ogni l'inverno? Con Jay, lo tagliava perché se lo buttava dentro il sole, tagliava col ferro e dopo si chiamava tal Jay Grant, che si lava frandei e lì si metteva su dopo il bleach per sopra, una bella tassa, invece di fare la reffa e portare oggi, sì, tutto l'inverno, nevo, non nevo, il winch, la tolilaga, la udongia da Glesia che era la fontana. E noi stavamo in sole da Glesia lì a poter. E portava in sull'aga. Dopo beverata la sera, e ci saleva a notte, perché non era luce pubblica. Portava, che si stemperi, portava la bambinora. E dopo portava la bambinora compagno, e si tornava il pla alla vasca per sera e via andando. Buon cevano. Mesi mai così, appena che attaccava verde a se la smolava a usare, passò per lì che le cimiteri, ma andava avanti, sì che volta. Baruffa che i vecchi moli prendió, os notivo io, domani sera trovas tu, e dice che si gettavano l'aiuto che questa fontana avevi, e si davano, perché una stalla che altra non si conoscevano questi sbatti. Taccavano baruffas che mai.
non avevano moglie, non avevano latte, non mangiavano. Sì, roba no, normale, ma roba che la bestia non sta bene, no? Sì, sono tutti vecchi, menoni e tanti loro contati, sì. Che lava sul prete, a Benidio, che scrivevano che era entrato il diavolo. Così, mo. Dicevano che giovava, che faceva la benedizione il prete, tornava a normalizzarsi tutto. Sa giovava? Sì, ma dice che giovava, sì. Questa qui si chiama Bianca. Questa si chiama Graupa. Questa qui si chiama Romana. Questa si chiama Sarina. Questa qui si chiama Jessica. Questa qui si chiama Riva. Questa qui si chiama Laika. Che qui si chiama Viola. Questa Perla. Questa Nancy e questa Bruna. Dopo io ho questi due bicchieri maschili, nutridas, che si chiama, una si chiama Alvina e una si chiama Svizzera. E c'è roba di calore. L'ultimo 4. Essa è la passione per noi, come riuscire a lavoro. Ma questo è un po' più di che altri, è vero? Sì, bene. È per forza, se uno ha la passione del bestia, ma va, se no, non va. Yo soy Raúl Colle y vengo de Zapata, Borgata Lerpa, e sono qui a Casararazzo che lavoro con l'azienda agricola di Dionisio Sommi. Sono 6 anni che sono io qui e come mestiere mi piace. Non è ogni dì compagno che una dito su un lavoro, un'altra dito su un altro lavoro. A casa ogni dia cambia sempre algo. Ceruti in modi agevolanti alla sulla saga, sulla gestione degli acquedotti, ecco proprio lì che erano gli agricoltori, i cerini di agevolare, insomma, no, certamente le bestie se bevi tattaga, quindi va udata con l'entrata in vigore di questa legge famosa, la Galli, che noi poi comunque gestisce, lì certamente che le aziende hanno ripetuto, noi comunque un'iso, gli sindaci vengono differenziati, insomma, che ha il contatore differente, che ha il contatore sono per l'abitazione e un per la gestione dell'estale, disegna ecco lì alle coste di Manco, la saga, insomma. E inoltre si cira di là in cui se una là di costruire una stalla o sarà di fare una stalla non più contato, noi siamo pronti a lì a dare una mano dal piano regolatore. Qui a Vinai hanno un paesut restato ormai di poche persone e vi pensate di, dopo tanto tempo, di tornare a prendere una drammatizzazione avonda importante che sarebbe la Via Crucis. È uno degli obiettivi poi bien, insomma, che vincerò questa associazione del Provinaio di mettere
tanesti pensieri, tanesti cuore, cioè di rivivi che i momenti bei che i nostri genitori, i nostri nonni hanno ceruto fatti ai tempi di più grande miseria. E quindi noi abbiamo ceruto di riprendere dopo tanti anni, che l'ultima che è stata fatta dal 57 e non l'abbiamo ripresa dal 2002. Hai attaccato a domandare se avevano pestiasas, borsetas che non droppavano, cinturias che non droppavano. Che ti è una borsa? Io ho avviato la borsa e l'hai sistemata. Dopo con una cinturia gli hai fatto tutti i lavori con i ribattins. Un giovane dal paese che lavora per al fare onorante funebre come. Perciò lavora in la ciara. Qui tox che avevi di pelle, con l'attac, c'era il lavoro per fare. E la sai, tutte rivestidas, qui tox di cinturias, con le sbrucias, con i ribattins, perché non dete l'idea da nuovo. La tia le cal di Giovanni, e sono due tox di tendas. Cicalè di sac, e sono sac di patatas. E che schie sono tutte le sborchas che si mettono sgornas. Dopo. Allora, con un linsul di fanella, siccome il cinturone aveva di essere più importante, con un linsul e ben fatto. C'è la pletta del linsul. E dopo, io, c'è due tocs che hai recuperato, che sono da fare la singera per tutte le chiese. Mi hanno portato il cappotto, toc, lo hai droppato per fare la borchetta. Ciò che mi restava, che aveva il pelo rente dal cappotto, e hai fatto il gilet dal Cireneo. Bello là che ci resa, pensa che fa. Allora condannai lui, mettelo in croce. Dai, talla prove. Ferma che sono male, la sai come me.